Questa sera ci troviamo a Torri del Benaco, che ospiterà la 231esima puntata del Festival del Garda, e siamo giunti alla 19esima edizione. In questa puntata conosceremo meglio i conduttori, i comici, le miss e i mister di questa serata. Ma ora sentiamo anche Terry Schiavo, che ha condotto la sua prima puntata del Festival del Garda a Torri del Benaco. Siamo alla 231esima serata della 19esima edizione del Festival del Garda. Io ho l'onore e il piacere di presentare questo festival ricco di musica. Avremo un concorso musicale, anzi due concorsi musicali, sezione interpreti e sezione nuove proposte. Avremo un concorso di miss e di mister del Garda e poi tanto divertimento, spettacolo, comicità con Roberto De Marchi, un comico che arriva per divertirci direttamente da Colorado, e in più uno splendido corpo di ballo, The Gamblers. Quindi rimanete con noi perché quest'estate si prospetta veramente molto calda e divertente. Ma ora diamo la parola al duo Gene X, composto da due mantovani, Federico Fabris e Nicolò Leoni. Buonasera a tutti, noi siamo i Gene X. Così dicono. Giusto. E siamo qui reduci dall'Italian Body Painting Festival. Okay. Siamo qui il secondo anno, l'anno scorso fortunatamente è andata bene, abbiamo vinto. Per chi non ci ha seguito, siamo andati ai festival italiani, in Sardegna. Bellissima esperienza, e speriamo di divertirvi anche quest'anno con un altro nuovo pezzo. Quest'anno portiamo un pezzo un po' più lanciato, un po' più carico, il titolo si chiama Parto e vediamo se riusciamo a partire anche noi. Giusto, a partire. Non ti preoccupare fratello, siamo in Italia, ma non ti dico che c'è qualcosa che non mi quadra. Non ti preoccupare fratello, siamo in Italia e guardi il mondo da uno blò, ma noi un po'. Sto volando per il mondo, il lavoro qua non ce l'ho. Cosa faccio? Parto, mi licenziano, torno più povero di prima, ma con un nuovo tattoo sul braccio. Ma dai, parole tante fatti mai, via da qui mi faccio un film e vendo drink alla Hawaii. Tu vai, o resti qua come si fa, vivi come vuoi ma vivi con onestà. Scappo in America ma il dollaro è ormai carta straccia, sulle mani stelle non mi accettano. Giovanni Strambelli di Ome in provincia di Brescia, che è passato dalla sezione interpreti alla sezione inediti. Ciao a tutti, mi chiamo Giovanni Strambelli e mi ritrovo qui a Torri del Benaco dopo la bella esperienza dell'anno scorso. Cantai proprio qui anche l'anno scorso in agosto. Spezza le vene delle mani, mescolo il sangue col sudore, se te ne rimane la costruzione di un amore, non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia in riva al mare. La costruzione del mio amore, mi piace guardarla salire come un grattacielo di cielo. Conosciamo ora Riccardo Leati di Sanguineto in provincia di Verona, e questa è la sua prima volta che partecipa al Festival del Garda. Ciao a tutti, sono Riccardo Leati e mi trovo qui per la prima volta al Festival del Garda, questa sera a Torri del Benaco. Sono abbastanza emozionato, come è abbastanza comprensibile l'idea. Canto un mio pezzo, il mondo da vicino, scritto da Antonio Bari, in realtà io lo interpreto. Sono molto contento di portare questo pezzo, anche perché è proprio un inno all'intenzione, quindi spero di farlo più mio, più del possibile, ecco, questa sera. Tra poco tocca a me in realtà, quindi sarà il caso che mi prepari. Ciao a tutti. Quella luce che ti dice io posso fare tutto, oltre ogni limite, oltre le grida, oltre il bacio, oltre il sorriso di chi ti ama e ti amerà. Proseguiamo ora e conosciamo la seconda cantante, Laura Quadri, della provincia di Brescia. Buonasera a tutti, io sono Laura Quadri, ho 18 anni e vengo da Montichiari. Sono qui al Festival del Garda per la prima volta. Sono abbastanza emozionata, canto una canzone dei Within Temptation che si intitola Angels, che sto preparando da un sacco insieme alla mia maestra, infatti studio canto da 6 anni, però sono comunque molto emozionata e speriamo vada bene. You are my savior.
Elisa Pucciati di Trento, una giovane cantante. Conosciamola. Io sono Elisa Pucciatti, ho 25 anni, vengo dalla città di Trento e canto una canzone di Aretha Franklin interpretata dal gruppo di The Commitments, si intitola Chain of Fools. E è la prima volta che partecipo al Festival del Garda, è un'emozione indescrivibile, salire sul palco ancora di più, e spero che la mia interpretazione vi piaccia o vi sia piaciuta, e quindi spero di ricantare nuovamente per il Festival del Garda. I thought you were my man, but I found out I'm just a link in your chain. You got me where you want me, got me where you want me. I ain't nothing but your fool. You treated me mean, oh baby, you treated me cool. Ciao appassionati di internet, sfegatati di internet, ciao a tutti, io sono Roberto De Marchi, loro sono le ballerine del Festival del Garda, siamo qui solo per farvi divertire, solo per farvi e soprattutto per farvi, punto, basta, ciao. E ora conosciamo le miss di questa sera. Ciao, mi chiamo Alice Pieriboni, vengo da Minerbe, in provincia di Verona. È la prima volta che faccio questo concorso e spero insomma che vada bene. Ciao, mi chiamo Naomi Pasquale, vengo da Salorno, ho 15 anni e sono una studentessa. Mi chiamo Nicole e vengo da Peschiera del Garda. Sono Silva Bucuri, vengo da Volano, in provincia di Trento. È la prima volta che partecipo. Ciao, sono Elena Maccarinelli, vengo da Brescia, ho 20 anni e studio economia e commercio e lavoro come impiegata da commercialista. Ciao, sono Rosa Serena, 23 anni, vengo da Brescia ed è la prima volta che partecipo e sono molto emozionata. Buonasera a tutti, mi chiamo Lara, vengo da Verona e non è la prima volta che partecipo, ma ho già partecipato l'anno scorso. Devo dire che è stata una bella esperienza e quest'anno spero vada meglio.
Allora, mi chiamo Greta Scudellari, è la prima volta che partecipo al Festival del Garda e mi piace perché mi diverto. Sono Marta Cozza, ho 16 anni, vengo da Vicenza e questo è il secondo anno che partecipo a Miss del Garda. Sono Tramonte Lucia, ho 15 anni, abito a Cavaglion Veronese e è la prima volta che partecipo a Miss del Garda e il mio hobby è Maggiorette. Ciao, sono Alessandra, ho 25 anni e vengo da Brescia. Sono una studentessa, anche se non sembra, nel senso che faccio l'università e faccio farmacia a Parma e stasera sono venuta qua per divertirmi. Sono Isegna Pasquale, vengo da Salorno in provincia di Bolzano. Questa è la prima volta che partecipo a un concorso di bellezza e spero che mi vada bene. Ciao, sono Veronica Zaffalon, sono di Brescia, anche se i miei sono di Treviso. Io nella vita studio e vado a cavallo e spero di diventare una cavallerizza professionista e speriamo anche stasera di classificarci magari per la finale, dato che siamo vicini a San Lorenzo, esprimiamo un desiderio ed ecco tutto, votate per me! Non potevamo non sentire i Mister par condicio. Sono Mattia Bressan, è la prima volta che partecipo a questo concorso, speriamo vada bene. Sono Emanuele De Luca, ho 17 anni, è la prima volta che partecipo a Mister del Garda e spero vada bene. Ciao a tutti, sono Roman, sono qui al Mister del Garda, qui a Torri del Benaco, ormai è il terzo anno che partecipo. Io guarda, partecipo intanto per divertirmi, è entusiasmante, ogni anno è sempre più bello, anche se l'età ormai ho 34 anni, però ragazzi ve lo consiglio. Venite al Mister del Garda. Sono Mattia Cordioli, ho 16 anni e vengo da Rivoli Veronese, è la seconda volta che partecipo, speriamo che vada bene. Ciao a tutti, sono Manuel Comparin, vengo da Sondrio ed è la prima volta che partecipo al Festival del Garda. Speriamo sia di buon auspicio, anche se oramai sono uno dei nonni della manifestazione a quanto pare, vista l'età. Un saluto a tutti, ciao. E ora diamo la parola, se non a Roberto De Marchi, che deve lanciare un appello. Avete visto mia moglie Agata? È uscita di casa dicendo che andava a comprare sigarette e non è più tornata. Sono passati 2 anni, comincio ad avere un po' di dubbi, ma non perché sono passati 2 anni, è che lei non fuma, ci rimani male. Se la vedete è una... con una... Non potevamo non dare la parola alla presentatrice dei concorsi di bellezza, Elisabetta Del Medico. A te Elisabetta. È già cominciata la prima tappa di questa nuova edizione 2014 del Festival del Garda. Miss e Mister sono prontissimi, tutti belli, insomma in forma e hanno voglia di mostrarsi alla nostra giuria. Chi sarà la regina e chi sarà il re di questa nuova edizione? Restate con noi e continuate a seguirci. Mua. Per le nuove proposte, gli Alchimia di Valeggio sul Mincio. Ascoltiamo la loro intervista. Ciao, noi siamo gli Alchimia, veniamo da Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. Il nostro nome da dove viene, Pete? Il nostro nome viene dall'alchimia che c'è tra noi due nello scrivere i testi e nell'esprimere una certa emozione quando suoniamo i nostri pezzi. Il nostro sogno? Il nostro sogno è quello di riuscire a calcare palchi importanti. Il sogno di tutti i musicisti, il sogno di tutti gli artisti, speriamo di riuscirci. E speriamo che il Festival del Garda sia un nostro trampolino di lancio. Il nostro pezzo si chiama Sentimento e è il sentimento che ci mettiamo noi nella musica. Sentimento, questa voglia che hai di riprendere a vivere adesso, nuovo senso, questa stretta al cuore che lascia il segno. La pubblicità di Roberto De Marchi è sempre unica, quindi rivediamolo. Ecco, le colline di Torri del Benaco. Io mi arrampicherei, mi ci arrampicherei. È così. Per la sezione inediti nuove proposte, ascoltiamo ora i Gene X che hanno vinto Comparto. Ascoltiamo un loro commento. Anche questa serata è finita, non ce l'aspettavamo proprio. Siamo arrivati primi a Torri del Benaco.
stato molto emozionante come sempre, insomma, comunque regala sempre emozioni il festival. E mal di testa quest'anno, perché la vittoria ha portato un mal di testa al mio socio. Lasciamo stare. Cerchiamo di metterci del nostro meglio per la prossima data e grazie ancora. Passa direttamente alla finale del 23 agosto che si terrà a Garda, Laura Quadri di appena 18 anni. Ascoltiamola. Ciao a tutti, sono arrivata prima questa sera a Torre del Benaco, sono felicissima, non me l'aspettavo, emozionatissima, ringrazio tutti, è stato davvero bello e emozionante. Lei ha vinto, lei è stata quella che ha vinto, è la più brava, ha vinto. Senti, è bravissima, dopo i soldi me li dai. Va bene, grazie mille ancora a tutti. E ora scopriamo i vincitori del concorso di Miss del Garda e Mister del Garda. A te la parola, Elisabetta. E abbiamo scoperto i nomi dei vincitori di questa prima tappa del Festival del Garda, Mister Torri del Benaco e Manuel Comparin. Te l'aspettavi? No, assolutamente no, è la prima volta che partecipo a un concorso di questo tipo. Diciamo che un po' per passione l'ho tentata, l'età non giocava a mio favore, vabbè, piccola soddisfazione, dai. L'età non c'entra nulla, quando uno è bello è bello. Beh, grazie. Allora, vabbè, è andata bene. E allora cosa ti aspetti per questa finalissima che ti attende? No, nulla, puro divertimento, quindi quello che arriva è tutto buono, divertiamoci e vedremo come va. In bocca al lupo. Greta, una notte da regina, quindi Greta Scudellari, Miss Torri del Benaco 2014, si avvicina alla finalissima, come ti senti? Non me l'aspettavo, comunque sono contenta e va come va. È la prima volta che vinci un concorso di bellezza? Sì, non avevo mai provato, quindi... È andata bene la prima? Sì. Cosa ti aspetti per il tuo futuro nel mondo dello spettacolo? Che vada, io ci provo, però spero vada bene. In bocca al lupo anche a te allora. Grazie. E per questa prima puntata è tutto. Ciao a tutti da Nicole Fontana, alla prossima e continuate a seguirci.